Scandalo popolare di Vicenza e Veneto Banca. San Giorgio in Bosco apre, ed è il primo in Veneto a essere supportato da un'amministrazione comunale, lo sportello di primo soccorso rivolto ai risparmiatori dei due istituti di credito finiti nel baratro, portandosi dietro migliaia di persone che hanno perso tutto. Lo sportello affiancherà così concretamente il coordinamento associazioni soci banche venete Don Enrico Torta, ed il primo a crederci è il sindaco Renato Bobo Miatello, che quotidianamente tocca con mano la disperazione dei cittadini. Ho avuto modo anche di parlare con alcuni di questi ed è effettivamente un dramma che deve coinvolgerci tutti, perché hanno fatto un conteggio così a spanne, come si dice, e queste due banche hanno fatto più danni della prima guerra mondiale dal punto di vista sociale ed economico. Noi abbiamo messo a disposizione la sala consigliare tutti i mercoledì a titolo gratuito. Da oggi quindi per tutti i mercoledì fino alla fine dell'anno dalle 17 alle 19 nella sala consigliare di San Giorgio verranno fornite agli interessati informazioni necessarie alle prospettive di recupero del denaro perso, alla valutazione della singola situazione nonché supporto psicologico, perché sappiamo benissimo quello che sta costando in termini umani la vicenda. La mente inevitabilmente corre all'ultimo suicidio, quello del commercialista bassanese Gianpietro Procopi, ex membro della fallita sorella siciliana della Pop V. Che idea si è fatto lei? Ma io mi sono fatto un'idea che secondo me da qualche parte i soldi ci sono e c'era un disegno preordinato per colpire il Veneto, per mettere diciamo, il mitico nord-est al tappeto, e purtroppo hanno colpito i piccoli risparmiatori, quelli che hanno lavorato una vita per farsi un piccolo gruzzoletto per far fronte alle necessità della vecchiaia, oppure gli stessi diciamo nostri artigiani industriali. I risparmiatori non erano azionisti, erano risparmiatori, che è una cosa molto diversa. Ho fatto un'idea da sindaco molto incazzato e spero che la magistratura faccia il suo corso, perché una volta tanto effettivamente il Veneto è stato colpito al cuore da questo punto di vista, secondo me.